Kamal, alias Carlo Bonomelli. Stiamo per cominciare lo streaming, io lo dico così anche per quelli che ci guardano da casa. A un certo punto si potrebbe vedere un puntino in cima all'inquadratura, non è pixelato, non è un problema, è la luna quella, siamo riusciti a inquadrare la luna, quindi te lo dico anche così ti lasci ispirare in questa, diciamo, serata qui in Piazza Vittorio. Allora, abbiamo cominciato così noi qui in piazza già a conoscere qualche tua canzone. Io però vorrei dire che questa sera ti presentiamo come Kamal, però il tuo vero nome è Kamal, accento Kamal, sulla... scusa, io ero rimasto alle Kamel, quindi tu sei rimasto alle Kamel, però diciamo anche tu, a parte gli accenti, ogni tanto slitti tra quello che è il tuo nome, diciamo, all'anagrafe e il tuo nome d'arte, hai bisticciato con queste due identità. Sì, ho avuto un po' di crisi di identità in questi anni. Hai avuto crisi di identità, Sì. e tant'è che hai pubblicato sia come Carlo Bonomelli che come Kamal, Sì, vabbè, i dischi, quelli proprio fisici, sono tutti come Kamal. tutti come Kamal. Però ho fatto anche un singolo come Carlo Bonomelli, che per un periodo ho litigato con questo nome d'arte. Bene, ecco, la prossima canzone racconta questo litigio o invece diciamo è fuori da queste No, dinamiche? vabbè, che la prossima canzone no, è fuori È tutti fuori. i sensi. Come si intitola? È quella che si intitola Aborigeni Italiani ed è la canzone che dà il titolo al mio ultimo disco. È la title track. Esatto. È un rap, mezzo rap. Dai, con la chitarra è già interessante. È assurdo lamentarsi dei politici quando li abbiamo creati a nostra immagine e somiglianza. Sì, certo, con un po' più di potere, però stronzi uguale. Ci sarà pure un altro modo di progredire che non sia un intreccio di tralicce e di cemento e di radioforeste e prati che ci nutrirono per millenni e che ci sfamano tuttora nonostante la galera e nonostante la malorra. Per fortuna che ci sono i fricchettoni con loro simpatico modo di essere un po' meno più coglioni. Nai na, 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 nai, nai, na, na. Cerco un'esistenza più poetica che faccia scudo a una realtà troppo cosmetica. Ho bisogno di un qualche anestetico esaltante che renda questo mondo ai miei occhi un po' più erotico e divertente. Anche se non vincerò mai un viaggio per Metanopoli con albergo, vista piscina, autostradali e cucina macrobiologisticamente edibile, dove trascorrere le ferie d'ottobre senza pagare l'impossibile. Ma forse un giorno me ne scapperò in Corea, che sia a nord o che sia a sud non ha importanza, no? Purché sia buona e che sia tanta, quasi come la Samantha. Cerco un'esistenza più poetica che faccia scudo a una realtà troppo cosmetica. Ho bisogno di un qualche anestetico esaltante che renda questo mondo ai miei occhi un po' più erotico e divertente. Se ci sentiamo nuovi e ancora viventi, dimentichiamoci dei casamenti, delle officine, dei pianti, delle nostre babbuine inappetenti e malandrine. E andiamo tutti quanti al fiume a fare il bagno, purifichiamoci dall'odio, che pure se è la fonte del demonio, l'acqua è figlia di Dio, è sempre figlia di Dio, anche se l'ho comprata io, anche se l'ho inquinata io, che cerco un'esistenza più poetica che faccia scudo a una realtà troppo cosmetica. Ho bisogno di un qualche anestetico esaltante che renda questo mondo ai miei occhi un po' più erotico e divertente.
Grazie alla crisi economica e all'abbondanza di materia psichedelica, forse un dì saremo i nuovi aborigeni italiani. Forse un dì saremo i nuovi aborigeni italiani, forse un dì saremo i nuovi aborigeni italiani, forse un dì, per ora qui cerco un'esistenza più poetica che faccia scudo a una realtà troppo cosmetica. Ho bisogno di un qualche anestetico esaltante che renda questo mondo ai miei occhi un po' più erotico e divertente, un po' più erotico e divertente, un po' più erotico e divertente. Grazie. Kamal, questo era Aborigeni Italiani, se non ho capito, quindi Male, la tua title track, diciamo, del tuo ultimo lavoro, diciamo, un pezzo anche un po' rap che all'inizio parte con questo spelling. Abbiamo accennato prima, visto che siamo sempre qui diciamo, diffusi anche dallo streaming, per chi volesse seguirti sulla rete, che riferimenti dobbiamo dare? Allora, se volete, vabbè, il mio sito, c'ho un sito che si chiama kamalicus.it, però Kamalicus si scrive con la K, K-A-M-A-A, Kamalicus con 2 K, no? Praticamente. Dove sentite la C mettete la K. Oppure andate su Facebook e scrivete Carlo Kamal Bonomelli. Kamal si scrive con la K, ricordatevelo. Oppure su YouTube Carlo Kamal Bonomelli, anche lì. Con la K? Con la K. Ho capito, solo Kamal però con la K, non il K, una K Esatto, sola. No, sì, Carlo con la C. Senti, vabbè, mi sembra abbastanza chiaro a questo punto. Io ti suggerirei anche quasi come titolo di un brano solo con la K, perché potrebbe essere anche una roba che... Invece il prossimo brano, al di là delle mie cavolate, com'è che si intitola? Distanze. Distanze, Kamal. Distanze chilometriche tra me e le donne ipotetiche sono immense, non demordo però mordo e spesso fuggo. Tengo un demone nel cuore che non smette di ruggire, vuole uscire allo scoperto, solo lei mi può capire, sono certo, ma lei chi devo scoprire? Che sono stanco di fuggire, voglio andare a riposare, magari far l'amore in riva al mare. E se non ci fosse il mare, su di un prato a rotolare, nell'abisso che ho nel cuore, respirare il tuo sapore. Che se il corpo fa quello che deve fare, l'anima è libera di volare. E se il cuore batte forte, chi ha più paura della morte? Distanze metafisiche tra Dio e le verità scientifiche non le voglio più sapere, voglio vivere e godere, che il dolore c'è comunque nella vita di chiunque, non restiamo ad aspettarlo, andiamo al dunque. E se non ci fosse il sole dentro al buio a navigare, non lo so dove sto andando, ma vale la pena di provare. Che se il corpo fa quello che deve fare, l'anima è libera di volare. E se il cuore batte forte, chi ha più paura della morte? E se il corpo fa quello che deve fare, l'anima è libera di volare. E se il cuore batte forte, chi ha più paura della morte?
distanza che intercorre tra la tua bocca e la mia è ancora troppa bella, dai non andare via. Non so chi sei però mi piaci, che ti ricoprirei di baci. Ricadiamo sulla terra e poi partiamo per una stella. Rotoliamo sulla terra, ripartiamo per una stella. Che se il corpo fa quello che deve fare, l'anima è libera di volare. E se il cuore batte forte, chi ha più paura della morte? E se il corpo fa quello che deve fare, l'anima è libera di volare. E se il cuore batte forte, chi ha più paura della morte? Grazie.